Buongiorno, sono Maria Veneziano. Bentornate nel canale YouTube di Creative Mami. Pronte per un nuovo tutorial? Che ne dite di realizzare insieme queste bellissime composizioni floreali? Vi insegnerò a realizzare due tipi di fiori. Il primo, la rosellina, e poi il secondo, leggermente diverso. Ciao, eccomi qui! Si tratta di un tutorial davvero semplice, anche con materiali di riciclo. Piccole composizioni floreali dai tantissimi utilizzi. Io direi che possiamo cominciare. Ecco cosa serve: dei cartoncini colorati a vostro gusto. Servono poi due cartamodelli, uno a forma di fiore, io ho usato una formina di biscotti, e poi il tappo della famosa crema alle nocciole, una penna cancellabile, forbici, due lattine di tonno, dell'ovatta, ma voi potrete utilizzare anche degli altri materiali come carta velina, della raffia, uno stuzzicadenti e l'immancabile colla a caldo. Cominciamo a realizzare il primo fiore riportando il cartamodello sul cartoncino. Le lattine che ho usato hanno il diametro di 8 cm. Ho ritagliato 7 cerchi. Questo è il numero di fiorellini che andrò a inserire all'interno della lattina. Per realizzare il fiorellino è davvero molto semplice. Bisogna trasformare il cerchio in una spirale, tagliandolo in questo modo. Non è necessario essere perfetti, non vi preoccupate. Potete tranquillamente tracciarvi la spirale prima di ritagliarla sul cerchio. Non è per niente complicato, lo possono anche realizzare i nostri bambini. Ecco qui un po' più da vicino. La spirale ormai è quasi pronta. Se si è formata qualche gobbettina, non vi preoccupate, prendete la forbice e arrotondate. Ed ecco il procedimento: prendiamo il nostro stuzzicadenti e cominciamo ad arrotolare la punta. Guardate bene da dove ho iniziato ad arrotolare, non dal centro, ok, ma dalla parte più esterna. Ho usato lo stuzzicadenti solo all'inizio, ma se voi lo vorrete potrete tranquillamente tenerlo sino alla fine. Per me è più semplice così. Si tratta quindi di arrotolare la spirale su se stessa in questo modo, vedete? La arrotolate sino quasi alla fine. Vedete quella parte finale? È la parte sulla quale andrà incollato il nostro fiorellino. Il fiorellino praticamente è pronto, si andrà ad aprire da solo. Vado a mettere un po' di colla su quella parte, diciamo, finale, e vado ad incollare il fiore, che potrà essere più piccolo o più grande a vostro piacimento. Ripetiamo l'operazione, vedete? Continuo ad arrotolare fino ad arrivare quasi alla fine.
su quel pezzettino che avanza arrotondato. Ed ecco i primi fiorellini pronti. Andiamo a realizzare quelli del secondo tipo. Ho utilizzato, come vi ho già detto, una formina dei biscotti. Ed anche in questo caso ho ritagliato 7 fiori. Il procedimento per realizzare questa rosellina è simile a quello del precedente fiore, solo che in questo caso devo sì realizzare una spirale, però vedete come se fosse un fiore arrotolato su se stesso. Non è importante che i petali siano tutti uguali. L'importante è creare quel taglio che dia movimento al fiore in questo modo. Anche in questo caso, se lo vorrete, potrete disegnarlo prima di ritagliarlo sul fiore. Vedete come muovo le forbici? Non è proprio necessario che sia, diciamo, il fiore rimpicciolito. Basta dare movimento, creare dei piccoli petali, quindi una spirale con dei petali. La tecnica dell'arrotolamento è identica a quella del fiore precedente. Anche in questo caso ho usato lo stuzzicadenti solo all'inizio, ma voi potrete utilizzarlo sino al termine. E ho arrotolato la spirale su se stessa, sino alla fine. Vedete? Man mano che arrotolo già si forma il fiore. Dovrete ovviamente seguire la linea della spirale. Vedete, si sta già formando la rosellina. E la rosellina è praticamente quasi pronta, eccola qui, guardate. La rosa è pronta, guardate com'è bella, anche aperta. Bella, vero? Nella parte finale vado a mettere un po' di colla. E sopra vado ad incollare la rosellina. Ed eccola qui pronta. Vi faccio vedere anche da vicino come ho realizzato la rosa. Se tenete più stretta la spirale, andrete a realizzare un bocciolo. Se invece non la tenete in maniera così stretta, ma la lasciate sostanzialmente andare, si formerà una rosellina. Ed ecco qui pronta la seconda. Ed ecco pronti i due tipi di fiori. Ora andremo a creare la composizione. Il procedimento che vi mostrerò sarà solamente uno, ma che vale per entrambi i tipi di fiori. Prendiamo la lattina. In questo modo vado a determinare l'altezza delle foglioline. Vado poi a mano libera a ritagliare le mie foglie. Ho ritagliato foglioline con 3 altezze differenti, ma voi potrete ritagliarle delle dimensioni e la forma che più vi piace. Per circondare la lattina di tonno ci vorranno circa 20 foglioline. Ho scelto anche dei verdi differenti.
Prendo la colla a caldo e comincio ad incollare le foglioline alternando il loro colore. In questo modo, sovrapponendole leggermente. Le diverse altezze delle foglioline danno più movimento alla composizione. Ed eccola qui, ci siamo quasi. Ora metto l'ovata all'interno della lattina, ma come dicevo voi potrete utilizzare anche dei materiali alternativi, insomma quelli che più vi piacciono, carta velina, raffia, quello che vorrete insomma. Comincio quindi ad inserire le roselline all'interno della composizione, incollandole tra di loro in maniera tale che siano più stabili. Ogni rosellina andrà incollata all'altra. Per rendere ancora più stabile la composizione potrete incollare le roselline anche con le foglioline. Come vi ho già detto, questo procedimento si applica anche al fiorellino del secondo tipo. Ogni volta che incollate le roselline aspettate un attimo in maniera tale che la colla si secchi un po'. Ed ora con la raffia vado a creare la decorazione. Vedete, lego la raffia attorno alla lattina e faccio un nodo. Con la raffia creo un fiocchetto che vado ad incollare sulla composizione. Ed eccola pronta! Allora, vi piace? Io mi sono veramente divertito un sacco a realizzarle. Gli utilizzi sono davvero infiniti. Pensate alla prossima festa della mamma, oppure ancora come segnaposto, come pensierino alle maestre, insomma di tutto e di più. Scatenate la vostra fantasia. Mi piace anche l'idea di aver utilizzato delle lattine, quindi ho riciclato. E sapete già quanto per le Creative Mummy sia importante riciclare e riusare. Al posto del cartoncino potrete utilizzare materiali diversi. Io ho utilizzato anche le pagine di vecchi libri trovati in discarica. Vi è piaciuto questo tutorial? Sì? Allora lasciateci tanti like. Mi raccomando, tanti commenti, noi siamo qui per rispondervi. E se ti va, aiutaci a condividerlo. Per noi è davvero molto importante. Non mi resta che salutarvi, un grande abbraccio e al prossimo tutorial. Ciao!